Allora, rieccoci, primo Citer Pares, appunto siamo nell'ultima parte, appuntamento settimanale, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite di questa sera l'avete già visto, il sindaco di Padova Sergio Giordani. È iniziato Sanremo, andiamo in concomitanza con Sanremo, è un amante della musica, lei? Non sapevo neanche che fosse iniziato. Non sapevo che fosse iniziato. Sì, sento la radio, ma non ho... È iniziato ieri sera, non è che mi è piaciuto molto personalmente, però io l'ho guardato, non mi è piaciuto. Non voglio fare il radical chic, non l'ho guardato, non guardo. No, pensavo fosse non ho tempo per guardare Sanremo. Un amante della musica. No, mi piace, in macchina è bella, piacevole. È proprio la musica per quanto riguarda l'arena, oltre allo stadio? Io voglio... Ha molte pressioni anche lì da parte dell'Ascon, di Berdini, per quanto riguarda questa benedetta arena. L'idea è ancora mia all'inizio, dopo ognuno se l'ha appropriata, ma rimane mia nel senso che voglio farlo io, non è che non voglio farlo. Ma si può fare anche se si fa lo stadio oppure... Secondo me ci sta tutto quanto, ci sta tutto, sono tanti terreni anche di non proprietà comunale. L'arena, bisogna riuscire a fare l'arena, bisogna riuscire a fare, perché primo abbiamo, siamo la terza città italiana sotto l'aspetto musica, secondo porta un turismo diverso, giovane, diverso. Ci vogliono 30 milioni di euro. Anche farlo. Meno forse, dipende da che situazioni si fanno. Se vuole 16.000, 18.000 posti. Anche qua, il problema è economico, bisogna trovare i soldi, ovviamente non da parte del comune ma da parte del privato. Chi investe, sindaco, dai 25 ai 30 milioni di euro senza oggi avere un ritorno economico importante? Certo, bisogna trovare i finanziatori. Io vorrei sapere che quel palazzetto che dovrebbero costruirlo degli inglesi vicino praticamente alla zona Mortise, uno si inventa, viene qui un inglese e costruisce un palazzetto così gratuitamente. Non è gratuitamente, infatti in base... No. Perché in inglese non ho capito, è in base a quanti spettatori riesce a portargli un anno, bisogna fare un calcolo economico, non è nelle mie corde. Il palazzetto che deve essere costruito nella rotonda vicino a Mortise praticamente, nello spazio, dovrebbe essere costruito un palazzetto, ha detto Bonavina, con degli inglesi che vogliono costruirlo così. Ah, scusa, parlavo ancora dell'arena. No, parlavo del palazzetto. Sì, però... Così vengono e dicono, beh, regaliamo, mi sembra un po'... Non regaliamo, che regaliamo un cavolo. È un'attività privata, e dopo affitta gli spazi, che regaliamo che? È un investimento che fanno, no, regaliamo che? Investono per guadagnarci su quel palazzetto. Ovviamente. Non sapevo che un palazzetto... Stiamo parlando della cella? Sì. Una società ha chiesto il permesso di fare, l'autorizzazione a fare un palazzetto. Vuol dire palestra, vuol dire tutto, certo, ma è un'attività privata, vuol dire che se uno vuole andare su casa a allenarsi paga. No, certo, no, era una domanda perché ho detto, vengono questi inglesi, costruiscono... No, non regala niente a nessuno, è un'attività privata. Bello, stanno investendo nello sport, questo è il concetto. Certo. Leroy Merlin, le faccio domande che più o meno prosegue tutto. Tutto a posto, stanno facendo il VAS, tutto entro il fine anno. Ho saltato per il terminale dell'arena, anche lì secondo lei si farà, ho capito che le piace, è una cosa che può interessare la città per via del turismo, della gente che verrebbe a Padova, siamo tutti d'accordo, ma alla fine della questione si farà oppure secondo lei, oppure è difficile trovare gli imprenditori? È difficile trovare imprenditori che facciano questa operazione. I soldi ci sono, nel mondo i soldi come ci mai sono. le fanno, per esempio ad Amsterdam hanno fatto la Padova non è, ma voglio dire, certe città le fanno o lo fanno. Sono private che le fanno, il problema è il ritorno dell'investimento, tutto qua. Il ritorno dell'investimento sarà un po' impegnativo, insomma. È impegnativo come per lo stadio, Ha avuto un po' di disaccordi con Rizzuto ultimamente, ha avuto una diatriba? Con Rizzuto non ho mai disaccordo, è un magnifico rettore. Quel sorriso sarcastico. È un magnifico rettore in cui vado d'accordo, ma veramente d'accordo. Però è nato qualcosa, ho letto sui giornali che è nato qualcosa. Abbiamo avuto una piccola discussione, ma una discussione positiva. Io nelle mie illusioni, perché io sogno, mi illudo, faccio casino è un termine scorretto, faccio confusione, però mi muovo. Io anni fa sono andato a vedere Van Gogh a Vicenza, ho detto, Dio mio che spettacolo, che bello. E quest'anno ho avuto la possibilità, casualmente, di conoscere Marco Goldin e io ho chiesto di venire a Padova. Fermo.
No, vediamo il servizio, poi le racconta tutto, perché se no domandiamo il servizio alla fine. Mi fa la domanda Sì, e no, dopo non posso rispondere. avevo detto solo Rizzuto, lei invece mi ha raccontato Ma non Goldin. litigo, Poi le chiedevo ma che su Rizzuto, Goldin- se sono andato a cena assieme, No, ma le è chiedevo, una persona la mia spettacolare. era una domanda su Rizzuto, lei ha allargato e quindi Perché mi avevo scavalca le capito la scalette. provocazione, perché Allora andiamo, no, è una domanda infida. infida, perfida più che infida, andiamo a vedere il Infida. servizio. Padova punta sulla cultura e lo fa da un lato attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio artistico. Prova ne sia la candidatura per il 2020 a sito UNESCO con gli affreschi trecenteschi della Urbs Picta e dall'altro programmando grandi mostre. Con un centro culturale San Gaetano sistemato nel sistema antintrusione e nella reazione, la città si prepara ad ospitare 3 grandi mostre. Si comincia dal Belzoni per poi passare a Van Gogh e quindi alla storia dei cieli da Canaletto a Monet, frutto queste ultime 2 rassegne della collaborazione stipulata con Marco Goldin e la sua linea d'ombra, che annuncia di portare a Padova i capolavori dell'impressionismo interamente a proprie spese. Dopo una separazione con la sua Treviso non priva di polemiche, Goldin e le sue grandi mostre approdano quindi in città, dividendo la maggioranza. Da una parte c'è chi ne è entusiasta, pensando al successo e all'indotto che le esposizioni di Goldin hanno sempre generato, e dall'altra c'è chi avrebbe preferito mostre più originali e innovative, che valorizzino autori meno scontati, come si legge in una nota sul sito di Coalizione Civica. Quel che conta, al di là di ogni discussione, è che nel giro di 3 anni il turismo a Padova è destinato ad aumentare ulteriormente. E adesso può dire tutto quello che vuole, partendo dal magnifico rettore, arrivando a Goldin, No, arrivando no. a Coalizione Civica che non è d'accordo con Goldin, quindi anche qui lei Non deve è che sposare siano molte non d'accordo, anime. hanno una visione diversa. E quindi non è d'accordo. No, una visione uno che diversa ha non vuol visione dire... diversa. No, Sì, una ecco, visione, se ognuno ha una visione- visione diversa, sì, vi però spiego. È bravo a raccontarmi la storia, però se una visione No, diversa no, la una vede in visione maniera... diversa. va bene. Beh, alla fine facciamo Marco Goldin, sì, punto. Allora, Marco Goldin fra 2020 e 2021 farà 2 mostre, ma come noi faremo anche come amministrazione comunale, faremo il Belzoni, una mostra molto importante. Io ho avuto la fortuna di conoscere Marco Goldin, ho chiesto che venga a Padova a fare queste mostre perché porta molta gente. La parte mia, la voglia di turismo di Padova si concretizza anche con la cultura, portando mostre importanti. Canaletto, Van Gogh, tutto quello che è. La preoccupazione che è nata, e che non l'avevo capita e non l'ho afferrata, adesso l'ho capita, è che possa inquinare, tra virgolette, il discorso dell'USPICTA, il discorso dell'UNESCO nel 2020. Ma al di là che io l'ho fatto forse in maniera ingenua, ma non io, assieme a Colasio ovviamente, perché è lui l'assessore deputato, ma non c'è questo rischio assolutamente, sono 2 cose nettamente divise. Una cosa è Ruspicta, in cui ha collaborato la città su tutte le sue anime da 5 anni, poi non è una cosa, il sito dell'UNESCO non è stata creata negli ultimi anni che siamo noi, è 5 anni che è partito e 5 anni è stato fatto passi di avanzamento finché siamo stati candidati quest'anno e il prossimo anno a Parigi definiranno se ci sarà l'UNESCO o no. Io sono molto ottimista in questo senso perché Padova ha tante di quelle cose in pittura del 1300 da far vedere che sono cose incredibili. Mi scusi, perché noi abbiamo fatto un primo Sitter Pares proprio dall'Aula Magna dove abbiamo parlato di Rubri Picta, dove sono intervenuti i massimi esponenti italiani dell'UNESCO, e quando abbiamo fatto vedere il filmato che abbiamo proposto noi delle 8 diciamo magnifiche parti artistiche della città, sono rimasti molto ma molto colpiti. Infatti io sono molto ottimista di vincere, di avere il marchio UNESCO come città. Vi ricordo che ne abbiamo già uno nell'Orto Botanico, sarebbe una delle pochissime città al mondo che ha 2 siti UNESCO. No, ne avrebbe 8 poi se vanno tutti in porto. No, 8, 2. Sì, no, però c'è la Cappella di Scrovegno. No, ma sono 2 volte sito UNESCO. E il che vuol dire portare conoscenze, turismo di qualità. C'è l'impressione che Goldin porti turismo di qualità, mordi e fuggi.
su questo non lo so. Turismo è turismo, io sogno che la gente, man mano che la gente viene a Padova, lo conosce e poi ritorni. Però non ho nessun dubbio che faremo anche tantissime manifestazioni di qualità con tutte quante le risorse di Padova, per cui sono due cose diverse, che uno non tocca l'altro. Ma noi abbiamo tante fortune a Padova, abbiamo Fondazione Banno che farà altre cose, bisogna puntare e investire su questa città, che è una città spettacolare, ma veramente spettacolare. Non ci rendiamo conto che città abbiamo, solo chi viene da fuori. Deve convincere la parte che la vede un po' diversamente, come ha detto lei. Chi deve essere? No, ha detto che per quanto riguarda Goldin c'è una parte che deve sposare anime. Ma sono sfumature, sono dettagli. Alla fine la Giunta ha votato in maniera unanime, no, sono dettagli. È bello che ognuno la veda in maniera diversa. Dov'è il problema? Alla fine viene fatte le cose. Ma faremo questo, Goldin, faremo manifestazioni di altro tipo. Belzoni è una manifestazione perfetta, di grande. Davvero in forma stasera? Sono sempre in forma. No, ma più dell'altra volta. Io voglio fare le cose, non voglio fare chiacchiere, voglio fare le cose. A me piace, quando passo per il centro e faccio fatica a passare perché c'è tanta gente sabato e domenica, io sono contento. Senta, una delle cose però gliela chiedo, perché poi voglio parlare della fiera, che qui sta, perché la fiera è un'opera strettamente sua. So che lei non ha dormito la notte per acquistare dei francesi, altri sindaci precedenti a lei non l'hanno fatto l'operazione che ha fatto lei, questo le fa onore, anche se avrà molti grattacapi. Però la domanda le faccio mi dicono, il sindaco Giordani sta facendo cose che avevano preparato gli altri sindaci, di suo cosa sta facendo? Sulla fiera? No, in generale, cioè lei dicono, Piazzale Boschetti era un'idea di... vero? Leroy Merlin era un'idea di questo. Ecco, il sindaco sta completando, perché alla fine ci vuole la firma del sindaco, le opere che erano state fatte prima. Lui in prospettiva ha qualche idea sua per quanto riguarda le città diverse? Primo trovo delinquenziale che un sindaco non porti avanti quello che ha fatto. E qui siamo d'accordo. Ma per cui qualsiasi che interrompe un'attività fatta dal predecessore vuol dire che butta risorse. Fermo, qui siamo d'accordo. La domanda non siamo proprio tanto d'accordo. Moltissimi non fanno questa operazione. Le posso dire che tanti parlano, lei ha firmato e conta anche la firma. Detto questo... Ascolta, faccio l'esempio della Prandina. È 20 anni che si sente parlare della Prandina. È chiaro che l'ho fatta io come amministrazione e sono 4-5 mandati che ne parlano. Mi posso inventare cose. L'ospedale... 20 anni che parliamo dell'ospedale, però siamo riusciti a fare Fortuna, Capacità, Mediazione, Zaia, tutto abbiamo fatto questo. Piazzale Boschetti, è vero, ha fatto l'amministrazione precedente, chi è che dice no? Mancherebbe anche quello. L'auditorium, conservatorio, auditorium. L'amministrazione precedente ha bocciato quello che sto facendo io adesso. Voleva fare un'altra cosa, in fiera, fatto perdere solo tempo, mentre qua va a finire che lo facciamo. Perfetto, le faccio una domanda. E siamo d'accordo? Le stavo facendo dando... No, sembra... le stavo facendo una cosa piacevole, lei l'ha presa in maniera un po' diversa. È stato fatto quello che ha detto lei, che l'ho detto anch'io. Oggi il sindaco Giordani, in prospettiva, cosa sta facendo di nuovo, oltre a quello che ha completato per merito suo? Sto investendo. Le faccio esempio, l'annullare della tangenziale potrebbe essere un'idea, qualcosa di suo, c'è qualcosa in futuro che ha in mente di fare per la città di Padova? Personalmente tutto quello che stiamo facendo assieme è tutto quanto mio, tra virgolette, e sarà completato da qualche altro dopo. Il mio, il tuo, il suo, non lo capisco, non ha significato, non ha un significato politico sterile. Non mi interessano, tutte le idee buone. Se io riuscissi a fare tutte le idee buone dei vecchi amministratori, le farebbe. Io le faccio tutte. Perché devo inventare cose per buttare soldi? No, non so, non deve inventare, sindaco, non deve inventare. Io sto facendo. Se lei non è ascoltate un attimo. Io ho un'idea, perché le idee nuove, io leggevo i giornali, non ho passato politico. A un certo punto pensavo di riuscire adesso vediamo se riusciamo a riprendere ancora i nodi. L'idea di prendere la fiera è stata un'idea sua, di acquistare i francesi. Gli altri sindaci non hanno passato per l'idea di prendersi questo grattacapo. Ma l'idea, parlo per il bene della città. Sì, io sto ad esempio, la stazione è un posto che va riqualificato.
Se passa all'alta velocità, la Ferrovie dello Stato hanno soldi, se hanno soldi vuol dire che vogliono investire. Padova è la quinta stazione italiana, di conseguenza anche loro vogliono investire. Io sogno, ma sogno di sia un grande boulevard che collega l'Arcella al centro Padova. Ma non è un'idea mia, è un'idea che ha avuto il sindaco Desto 15 anni fa. Insomma, ma l'idea è, mi piace quando i politici fanno, oh, era un'idea mia, era un'idea sua, ma chi se ne frega di chi l'idea? A me piace fare l'idea. Se tutte le idee buone io le faccio. Mi frega niente che sia la matrice, che sia Bitonci, Zanonato, Rossi, a me va bene tutto, basta fare le cose e non chiacchierare e non fare progetti che non vanno mai a buon fine. La fiera è... Ci ho perso la vita, continuo a perdere la vita, nel senso stretto del termine, nel senso mi sta occupando moltissimo. La fiera, sono convinto che ne andiamo fuori, abbiamo risolto il problema con i francesi, diventerà gestione pubblica. Ieri abbiamo fatto il nuovo presidente, il dottor Andrea Fogarolo. E adesso cosa succede? Adesso, nel giro di 15 giorni, completeremo il consiglio di amministrazione con altre 2 persone, specialisti in fiera, per due manager, di cui uno sarà amministratore delegato, e cominceremo l'attività fieristica. Ci vorrà 10-15 giorni, cominceremo, ma sono convinto che ne andiamo fuori. Perché? Perché abbiamo la fortuna che il presidente della Camera di Commercio Sant'Ocona, il presidente Bui, il sottoscritto, il rettore, perché verrà fatto ingegneria, 4.000 posti per i ragazzi. Con la Camera di Commercio perché faremo l'hub dell'innovazione, faremo start-up. Il centro congressi sta andando avanti, mettendo tutto assieme e facendo sinergia con qualche altra fiera, che non vuol dire vendere la fiera, sinergia vuol dire fare sinergia con Verona, con qualche altra. Ha qualche approccio sinergia? Ho tantissimi approcci. C'è tantissimo vuol dire a diverse possibilità. Diverse, certamente. E c'è qualcuna che è oggi in vantaggio rispetto ad altre? Non mi ricordo. Perché non mi dice perché sono affari miei, dell'affari della città. Ma il cittadino lo vuole sapere. Ma quando sono sicuro, io per tornare alla sua conoscenza. C'è qualcuno in vantaggio rispetto ad altri? Certo. Per cui... Che fatica, peggio da quando era presidente del Padova. No, io voglio a tutti i costi che la fiera funzioni. Voglio a tutti i costi che la fiera funzioni, perché la fiera è un bene di Padova. La fiera porta immagine, turismo, ed è un mercato difficile la fiera, perché tutte le fiere vanno male, tutte le fiere vanno. Però porta un indotto, vuol dire alberghi, ristoranti, notorietà. Che fa bene alla città. Fa bene alla città, per cui bisogna investire. Io in termini ottimistici penso che nel giro di 3 gestioni, 3 anni, lo portiamo a barchime, proprio perché c'è una voglia di fare tra università, Camera di Commercio, fondazione, tutti quanti sono protesi a fare il bene alla città. Diventa facile lavorare. Io ho una fortuna incredibile, io sono nato fortunato, in tutti i sensi. A me è sempre andata abbastanza bene le cose, ogni tanto qualche piccolo incidente, ma lasciamo stare. C'è un momento splendido della città, perché tutti stiamo andando d'accordo. Tutti, quando dico tutti, vuol dire tutti. Non c'è nessuno che rema contro. Tutti quanti vogliono fare gli interessi della città. Fantastico. Non si stia arrabbiare, mica. Ma chi si arrabbia? Lo dico perché sono contento. Sono contento. Senta, la liquidazione Geo, i dipendenti, quando passeranno a Fiera Immobiliare? 10-15 giorni. Tu entro 10-15 giorni? Sì, sarà a breve. I dipendenti li ho tranquillizzati, non c'è nessun problema. Sono una risorsa importante, sono tranquilli, non succede niente. Perfetto. Vabbè, tranquillo, non succede assolutamente niente. No, ma anche Geo è stato anche loro, sono stati anche loro risorse. Andrea Olivi e Greggio sono anche loro una risorsa. Purtroppo hanno perso dei soldi, mi dispiace, anzi, per dire, qua io facevo il presidente dell'Interporto. E la fiera aveva problemi, leggevo sui giornali. A un certo punto, parlando con Massimo Bitonci, che era il sindaco, io ho consigliato, ma non aveva bisogno che io gli consigliassi perché magari lo conosceva già, gli ho consigliato Andrea Olivi perché lo conoscevo, lo considero una risorsa, una brava persona. Però le cose cambiano, io devo badare all'interesse della città e non gli interessi o amicizie. Io devo badare all'interesse della città. I soldi pubblici per me sono sacri. Per cui chi sbaglia con me paga il giorno stesso. Vedi museo,
che qualcuno faceva il furbo con i biglietti, siamo andati in procura il giorno stesso. L'avete preso l'autista, quello che No, bestemmiava? tanto non dobbiamo prendere un Bus Italia. Sì, scusi, non è stato identificato, non è voleva stato dire. identificato. Che sappiamo. Anche perché mi sembrava una storia comportamento totalmente scorretto. Sì, che era stato di 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa. Non giusto? hanno capito, non sono riusciti a identificarlo. Non sono riusciti a identificare, o fanno anche in modo tale... non sono riusciti a identificarlo, sarebbe stato non da licenziare, ma deve chiedere scusa. Inizialmente era molto arrabbiato lei su quella... È possibile che uno faccia questi atteggiamenti qua, no? Certo. Di bestemmie e di inciviltà nei confronti dei passeggeri, con bambini a bordo, cioè, questo non esiste. Però ho visto che nel toccare qualche tasto lei si arrabbierebbe, ha detto che non si arrabbia mai, però Io mi arrabbio. Riesco a farlo, a provocarlo per farlo. Non mi arrabbio mai, io ci metto passione nelle cose, io voglio fare le cose, io voglio che Padova cambi, io voglio che Padova migliori, non è quando io dico e mi prendono in giro ancora, che dico io amo Padova, io amo la mia città e lo amo nel senso stretto del termine, e finché faccio il sindaco fino all'ultimo giorno farò qualcosa per migliorare. Io la conosco molto bene e sono sicuro che quello che stai dicendo è vero, perché ancora prima di diventare sindaco, quando ci vedevamo, lei diceva io sono innamorato di Padova come lo sono anch'io, l'ha sempre detto, quindi va al di là del fatto che è diventato sindaco, ma questo vuol dire che per completare tutte le opere che lei deve completare, ha detto entro 2 anni e mezzo, parecchi in questa trasmissione, difficilmente potranno essere completati in questo breve periodo per via della burocrazia. Padova è piena di gente eccezionale. Lei rimanga anche in un secondo mandato se vincerà le elezioni. Ma chissà cosa succede tra 3 anni e mezzo. Ma chissà cosa. Mi rendete conto cosa è successo politicamente, cosa sta succedendo? Può darsi, può darsi, chissà cosa succede. Guardi Macron in Francia, in 3 mesi cosa è successo a Macron? Era un dio. Io dico può darsi che lei rimanga anche fra 5 anni. Chissà. Non si sa mai. E poi magari un giorno vedremo il sindaco Giordani in carriera politica. Può cambiare. Questo proprio garantisco che non sarà mai possibile. Al di là delle battute finali ovviamente che mi piace che fare con lei, ovviamente questa sera abbiamo chiarito che molte cose, dalle multe che vengono date ai vigili nelle varie zone di Padova importante dove nello IOS specificatamente dove vanno gli ammalati, abbiamo sentito del TRA, abbiamo sentito della fiera che è un altro tema molto importante della città, e mi sembra che il sindaco abbia le idee chiare nel concludere positivamente tutte queste opere che ha iniziato. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi, buona serata a tutti. E invece do appuntamento alla settimana prossima con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.